scorso 28 ottobre è stato inaugurato l'anno accademico 2010-2011 di istituti e scuole di teologia di Treviso e Vittorio Veneto, alla presenza dei vescovi Monsignor Gardin e Pizziolo. Inaugurazione riflettendo sul rapporto musica e spiritualità. Da anni la teologia sta guardando al mondo dell'arte un po' per superare l'intellettualismo di un tempo, un po' per sdoganare la formazione teologica al solo sapere dottrinale ed ecclesiastico in cui ancora oggi è relegata. Monsignor Pierluigi Lia, allievo di Monsignor Sequeri, è stato protagonista della prolusione sull'aspetto teologico dell'opera musicale di Bach, con l'obiettivo di mostrare come i due dialoghi, quello del teologo e quello del musicista, trovino vicinanza e comunione nel percorso spirituale umano. Immaginiamo il creato, il cosmo, poi entra il cosmo. La musica come pensiero speculativo, quindi diventa consapevole di essere la massima realizzazione del cosmo. La musica diventa consapevole di questo. Il compositore, attualmente, che scrive musica, diventa consapevole di questo. In questa forma, questo pensiero è in grado di interpretare compiutamente la vocazione dell'uomo, che sta al vertice del creato. Di questo stare al vertice del creato si realizza in una forma compiuta proprio nella musica, così come diventa la musica in Bach, perché riesce a assumere in un logos, pensiero speculativo, gli affetti dell'uomo. Ecco che l'uomo diventa compiuto. Gli affetti assunti da un logos, un pensiero speculativo, sta lì, e questo è il massimo della creazione. Se Dio ha creato tutte le cose, poi ci ha messo sopra l'uomo, quando l'uomo è uomo pienamente, e cioè è un essere pensante che vive affettivamente in modo totale, ecco che il creato, l'opera del creato è compiuta. Per la prima volta con Bach la musica rappresenta questo compimento dell'uomo. La prolusione di Monsignor Lia ha toccato molti diversi punti. Uno di questi è stato come i sentimenti, il sentire, gli affetti delle persone siano strettamente collegati poi alla loro intelligenza e anche alla loro spiritualità. Sì, la tesi di fondo del professor Lia è questa, che noi dalla cultura occidentale abbiamo ereditato un'idea di logos abbastanza, intellettualistica. Il cristianesimo in parte ha reagito a questo intellettualismo, ma in parte anche si è assoggettato ad esso, in qualche misura anche rilanciandolo. Ecco, ma l'anima vera del cristianesimo è là dove si reagisce a una visione intellettualistica del logos, appunto a procedere dal fatto dell'incarnazione, dal fatto che il logo cristiano, come dicevo prima, non è un'idea ma è una persona e quindi una relazione, e nel fatto che la speranza cristiana parla all'uomo attraverso la bellezza di Dio, attraverso il compimento pieno della sua esistenza, ed ecco quindi che la dimensione estetica si ripropone da tutti i lati. 60 seminaristi e circa 130 laici frequentano i due istituti e sono circa un'ottantina attualmente gli iscritti alla scuola di formazione teologica, presente in diocesi da quasi 30 anni. Ci sono tre opportunità, la più tradizionale è quella legata ai percorsi dei seminaristi e quindi l'itinerario teologico che conduce i futuri presbiteri ad essere un domani sacerdoti, pastori delle nostre comunità con tutta la competenza e la profondità che questa missione oggi richiede. Poi c'è una scuola di formazione teologica che funziona da oltre 30 anni ed è stata questa una straordinaria opportunità perché ha consentito a numerosi laici, operatori pastorali di accedere a dei percorsi di formazione seria dal punto di vista teologico. E poi da 3 anni è nato l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. È una grande opportunità anche questa, perché consente a numerosi laici di accedere ai percorsi della teologia secondo un itinerario di tipo accademico. Ecco, la differenza tra la scuola di formazione teologica e l'istituto superiore è data proprio dalla qualità accademica dell'insegnamento.
insegnamento che viene promosso dalle due diocesi di Treviso e di Vittorio Veneto, e quindi dobbiamo metterci di fronte ad una utenza di circa 1 milione di abitanti, per cui un numero considerevole, e il dato quantitativo ci ha portato a fare questa scelta, che non è motivata però unicamente in termini quantitativi, ma anche dalla sensibilità di numerosi laici che sono cresciuti da questo punto di vista e che vanno a costituire una risorsa preziosa per il futuro delle nostre comunità. L'inizio dell'anno accademico è stata anche l'occasione per entrare nelle aule dei 3 percorsi di studio e per capire, soprattutto tra i laici, quali siano le motivazioni profonde che spingono a scegliere questi percorsi formativi. La promozione di un laicato che nella vita di ogni giorno possa essere fermento di novità, sdoganando appunto la teologia da ambiti per i cosiddetti addetti ai lavori. Noi abbiamo la fortuna di avere qui vari professionisti del mondo della giurisprudenza, della medicina, anche dell'economia, apparentemente settori che sembrano non aver nulla in comune con la teologia e le scienze religiose, e invece si comprende come vi sia sempre un rapporto più intenso e fecondo tra queste realtà fatte di mondo, fatte di secolo, e quella che è invece una risorsa che può provenire dallo studio appunto della teologia e di materie che hanno a che fare con il mondo di Dio, con l'esperienza dell'uomo nella sua profondità, con la ricerca di un assoluto. Vi è anche questo bisogno che questi professionisti riconoscono e che va liberato all'interno delle loro vicende e delle loro professioni. Marisa, lei ha iniziato 3 anni fa, quando il corso di Scienze e Studi Religiosi è partito. Con quali motivazioni? Ma inizialmente mi è stato proposto come condizione per poter insegnare religione alle superiori. E quindi questo è il motivo per cui ho messo piede qui dentro la prima volta, ma da subito è apparso chiaro che invece andava a toccare sicuramente una domanda mia personale. E devo dire che la risposta ha altamente superato la domanda. Io sono proprio contenta di essere qua. Possiamo chiederle che cosa sta scoprendo più che ha scoperto, perché il percorso insomma non è ancora finito? Ma la grande capacità che la ragione ha di andare in soccorso della fede, per esempio, e la scienza e la sapienza dei nostri sacerdoti, che per me è una scoperta, assolutamente. Marisa, se dovesse consigliare a qualcuno di frequentare l'Istituto di Scienze Religiose proprio per una formazione personale, quale motivazione indurrebbe? Quando io ho affrontato seriamente la formazione teologica, ti si apre un orizzonte profondissimo un po' su tutto, da come ascolti in chiesa la lettura di San Paolo, che prima era difficilissima da capire, a come ti rapporti con i tuoi figli, perché anche la questione educativa è presa in considerazione. Per cui è veramente una finestra che dà profondità un pochino a tutto il vivere. Lorenzo, ecco, anche a te chiediamo un po' quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a intraprendere questo percorso formativo. Allora, io innanzitutto l'ho fatto con l'idea, con la prospettiva poi di poter essere insegnante, professore di religione. Le motivazioni all'inizio erano queste, e poi però piano piano durante il corso degli studi, soprattutto l'anno scorso, vedo che soprattutto è un qualcosa che alla fine mi è utile a livello personale, per me stesso, per la mia fede, per il mio percorso, e poi anche in generale per la vita, perché poi quello che ha a che fare con la fede per me coinvolge tutta la vita. Ecco Lorenzo, e che cosa hai scoperto in realtà in questa prima fase del percorso? Beh, diciamo, ho capito come vivere meglio la fede, che aspetti, ho approfondito alcuni aspetti della fede che prima nemmeno prendevo in considerazione, soprattutto diciamo il mio modo di approcciarmi alla mia fede cristiana e alla Chiesa tutta in generale, mi ha fatto cogliere come posso portare il mio credo nella mia vita senza viverlo come qualcosa di separato da me e da quello che è il mio quotidiano.
Un percorso formativo non solo per il futuro presbiterale o l'insegnamento religioso, quindi, ma una vera e propria scuola di vita dove riscoprire una verità che, oltre a convincere o confermare, possa rendere ancora più autentico e ricco di bellezza il vivere quotidiano.